adesso il San Giuseppe di Cianciana, un contributo video della chiesa locale. Ci troviamo a Cianciana presso l'oratorio parrocchiale dove quest'anno, dopo ovviamente il periodo pandemico, dove non si è potuto realizzare la tradizionale tavola in onore di San Giuseppe, abbiamo allestito questa tavola in onore di San Giuseppe. Abbiamo coinvolto tutta la cittadinanza, ognuno ha collaborato come meglio ha potuto, come meglio ha creduto, nella realizzazione delle tradizionali pietanze. Troviamo l'altare, come da nostra tradizione, su cui campeggia l'aquila bicipite. L'aquila bicipite che rappresenta da un lato il bene e il male, dall'altro lato San Giuseppe patrono della Chiesa universale, che come l'aquila che protegge la sua nidata, così San Giuseppe col suo manto protegge la Chiesa universale. I simboli tradizionali di San Giuseppe, il bastone, il cuore, il pane, i cosiddetti purcigiati, come li chiamiamo noi, la frutta fresca, simbolo della provvidenza e dell'abbondanza del periodo, e la frutta fatta di biscotto. Poi ovviamente le 19 pietanze composte dalle frittate, cardi, sarde alla beccafico, broccoletti in pastella, finocchi, eccetera eccetera. Oggi, gli appuntamenti di oggi, ora tra qualche istante ci sarà la vestizione dei santi, dei 3 personaggi della Sacra Famiglia, dopodiché il comitato girerà con i tamburi per le vie del paese. A mezzogiorno il tradizionale pranzo. Nel pomeriggio ci ritroveremo nella piazza principale per la merenda dei santi, quindi la tavola a mezzo piazza. E dopodiché, dopo la solenne celebrazione eucaristica, avremo la venerazione del simulacro per concludere la serata.